È una giornata importante perché, come dire, realizziamo una comunità oggi, cioè tutte le realtà che gravitano attorno alla nostra struttura si danno da fare, collaborano, ci danno, come dire, la solidarietà, danno delle strumentazioni per far sì che le cure siano sempre più efficaci e vadano incontro alle esigenze dei nostri cittadini. Un assegno da 17.650 euro donato alla Breast Unit dell'ULSS 3 Serenissima per l'acquisto di un ecografo portatile da mettere a disposizione del reparto. Le Pink Lioness in Venice, insieme ad Avapo Venezia e Bucintoro, hanno mantenuto fede al loro patto con il reparto che segue e cura le donne con tumore al seno. Siamo tutte donne operate di tumore al seno e che negli anni si sono riunite, hanno creato questo gruppo di donne che si impegna tutti gli anni per organizzare la camminata rosa e appunto i fondi di tutto ciò che ricaviamo da questa camminata vengono donati appunto per l'acquisto di materiale o tutto ciò che può servire per ULSS 3, chiediamo ogni anno appunto come è stato detto prima. È un ecografo di ultima generazione che quindi facile da manovrare, semplice, con delle sonde adatte al nostro tipo di patologia, che permette al chirurgo in corso di visita di discriminare i noduli e quindi quelli da inviare rapidamente alla diagnostica da altre patologie benigne tipo cisti o altro, quindi di dare già una risposta immediata alla paziente, di fare una visita che è sicuramente più accurata perché la mano va bene, l'esperienza va bene, ma se io ho uno strumento facile da usare, nei termini che può usarlo un chirurgo, nel senso che non siamo radiologi, ma comunque che mi permette di fare già una selezione. Avapo Venezia, l'associazione che ha come missione l'assistenza alle persone colpite da neoplasie, è il partner che da sempre affianca le Pink Lioness nel loro impegno. Il settore senologico, oltre come aveva già accennato il dottor Papaccio, il primario della Breast Unit, accoglie le pazienti alla prima visita o alla medicazione nell'ambulatorio di Venezia, all'ospedale di Venezia Civile, e poi anche organizza delle ginnastiche post-operatorie. Un ringraziamento di cuore a queste associazioni che si danno da fare, che sentono la realtà dell'azienda sanitaria come loro, ed è questo credo sia il sentimento che noi oggi proviamo nel ringraziarli di quello che hanno fatto.